Buonasera amici di FIP Veneto, abbiamo cambiato il nostro canale da Palla 2, ci ritroviamo sulla piattaforma e sui social con Facebook per raggiungervi insomma un po' più in massa, perché sappiamo che insomma con le riaperture, con la voglia di andare in giro, magari qualcuno sta un po' meno a casa, però quindi abbiamo cercato di raggiungervi lo stesso con il nostro secondo appuntamento con Monday Basket, a lezione con le grandi film del basket. Questa sera io do il benvenuto e lo ringrazio per essere qui con noi a coach Massimiliano Oldoini. Buonasera coach. Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a lei che adesso naturalmente ci terrà la lezione. Come sempre il mio compagno di avventura e di serata è Alberto Zanatta. Ciao Alberto, il nostro RTT. Ciao Matteo, buonasera a tutti e buonasera anche a Coach Aldoini. Ciao, ciao Alberto. Allora, naturalmente è il secondo appuntamento di questo format che abbiamo pensato per gli allenatori. Alberto, ti chiedo soltanto velocemente di introdurci il tema di questa serata che abbiamo anche un po' anticipato sia su Palla 2 che sui nostri social. Prima di lasciarti all'introduzione e poi lasciare la parola al coach, vi ricordo che se avete delle domande potete scrivere nei commenti di Facebook in modo tale che noi potremo poi porle direttamente al coach. E per chi invece questa sera non potrà seguirci, la lezione la troverete già da domani, sia naturalmente registrata sui nostri canali social, ma la troverete anche su Palla 2 con anche la lezione che ha tenuto la scorsa volta coach Stefano Sacripanti. Quindi adesso ti lascio la parola Alberto per la presentazione del tema della serata e poi lasciamo la parola a coach Massimiliano Oldoini. Grazie Matteo, abbiamo visto la settimana scorsa, abbiamo parlato con Coach Sacripanti del contropiede, di come lo abbiamo costruito dal settore giovanile alla prima squadra, e invece stasera trattiamo un argomento difensivo che è altrettanto importante. Assieme a Coach Aldoini parleremo della costruzione della difesa a uomo, anche qui con molti spunti e anche qualche esercizio, vero Coach? Andiamo anche qualcosa sul pratico. Quindi Sì, non, soprattutto una costruzione basata sugli esercizi, ecco, quindi Perfetto, quindi non tante voglio rubare regole, tempo, esercizi. ottimo, non voglio rubare tempo al coach e andiamo subito con questa lezione. Allora, intanto vi ringrazio ancora. Secondo, mi auguro che stiate tutti bene, anche per chi non vedo, ma che è al di là dello schermo, che seguono. E, beh, si parla di costruzione di una difesa uomo. Beh, naturalmente è talmente vasta che non posso e non potevo spiegare tutti i vari tipi di argomenti, ma la cosa importante era ed è mettere giù delle regole per poi arrivare dall'1 contro 1 al 5 contro 5. Naturalmente questa difesa viene costruita, parliamo di settore giovanile, scusate, di più o meno under 16, under 18. Naturalmente viene messa in pratica la costruzione nella terza settimana di raduno, dove già il giocatore può avere un po' di lavoro sulle gambe, quindi evitare problematiche fisiche e iniziare a buttare giù un po' di regole da cui non dovremo mai uscire. È ovvio che ci potrebbero essere delle varianti o delle variazioni durante l'arco dell'anno, ma questo è normale perché la pallacanestro è un gioco dove poi tutto l'anno una squadra può migliorare il singolo giocatore, può migliorare il, la squadra, sia poi in attacco che in difesa naturalmente. Eh, diciamo che i punti chiave per un buon lavoro difensivo, i miglioramenti sono tre: la parte tecnica, la parte fisica e la parte mentale. È ovvio che sulla parte tecnica bisogna andare a spaccare il capello su situazioni anche molto analitiche, molto specifiche, per poi arrivare, non so, all'1 contro 1 con palla, oppure all'1 contro 1 senza palla, ma prima c'è anche un lavoro a zero, a secco, diciamo. E
Invece per la parte fisica bisogna lavorare insieme al preparatore atletico, perché è fondamentale avere una struttura muscolare comunque in crescita per l'età, per lo sviluppo della squadra che sta allenando. Quindi voglio dire, si parte da under 13, under 15, sono tutti vari lavori fisici che ti permettono poi di poter, man mano che cresci con la fisicità, con l'atletismo, cresci anche con la tecnica. Quindi un lavoro di piedi, un lavoro fisico diciamo per la parte alta e un lavoro fisico sulle gambe. In più c'è l'aspetto mentale, perché come sapete tutti la difesa, oltre a essere tecnica, ma è anche voglia, determinazione, il voler superarsi in determinati momenti, il voler non concedere un canestro al mio avversario o all'avversario, non concedere un rimbalzo offensivo. Quindi ci sono tanti aspetti mentali che bisogna comunque lavorarci e enfatizzarli quando si fa una buonissima cosa, quando si riesce a tenere un 1 contro 1, quando si riesce a rubare un pallone. Ecco, tanti piccoli aspetti che vanno lavorati giorno dopo giorno, anche quelli mentali. Naturalmente abbiamo detto che si parte da un lavoro un lavoro sulla palla, di 1 contro 1 sulla palla, e adesso io vi mostro un po' di esercizi partendo da 1 contro 0 senza l'attaccante. Quindi adesso mi apro la lavagna, così vi faccio vedere un po' di situazioni molto semplici ma efficaci. Un attimo solo. Benissimo. Siamo 1 contro 1 con la palla. Ok, si vede bene? Sì, vediamo. Ok, benissimo. Partiamo da un primo esercizio, che è quello del primo passo di scivolamento. Noi vogliamo meccanizzare anche dopo lo stretching, durante un allenamento, andiamo in progressione e facciamo un primo esercizio dove sulla linea laterale noi mettiamo il pallone, ok? Si vedono? Ci serve per meccanizzare il primo passo di scivolamento, e a fianco mettiamo il difensore. Immaginate i 10 o i 12 ragazzi sulla linea, ok, laterale. Bene. Cosa vogliamo qua? Innanzitutto vogliamo una posizione fondamentale. È chiaro che non dobbiamo mai stare alti sulle gambe, dobbiamo stare in equilibrio. L'altra cosa che vogliamo è tenere i piedi leggermente in movimento sul posto, tipo hockey step, in modo da non essere proprio fermi, ma essere leggermente dinamici. La prima situazione è lavorare con questo piede e questo che spinge e questo che colpisce la palla e questo che recupera. Quindi immaginate, succede che questi sono i piedi, spingo, vado e chiudo e colpisco la palla, stando sempre il recupero. Alla fine dell'esercizio io devo ritrovarmi in posizione difensiva. Quindi primo passo, colpisco e recupero, sempre giù con le gambe e sempre in movimento un paio di secondi coi piedi, e lo faccio per ben 5 volte
scusate, col piede destro o col piede sinistro e poi cambio, in modo che solo così io meccanizzo la spinta e l'apertura e il colpire, no? Colpire e recuperare, colpire e recuperare. È chiaro che si può fare anche questo tipo di esercizio, che può essere con 2 giocatori, l'allenatore anche senza palla, ok? Oppure con la palla, comunque, che può fare 2 palleggi, 1, 2, 1, 2, e andiamo nella direzione dove l'allenatore palleggia. Oppure può anche solo usare la voce l'allenatore, sinistra o destra, ma quello che è fondamentale è che il passo di scivolamento ci serve perché poi quando andremo a giocare 1 contro 1 sarà questo, non sarà questa l'apertura. Non apriremo mai la porta, ma lavoreremo per anticipare l'obiettivo dell'attaccante. Anticipare nel senso arrivare insieme, dove c'è la palla ci sono io. Quindi questo è il primo esercizio, che io lo chiamo colpire, calciare, ok? Quindi abbiamo visto i difensori e poi quando si deve cambiare piede si cambia posizione. Va bene? 5 volte a destra e 5 volte a sinistra. E questo è già un focus per la testa del giocatore, perché non devi mai incrociare i piedi, devi stare sempre in equilibrio, colpire e chiudere e stando, per poi fare 2 scivolamenti, per poi farne 3 di scivolamenti. Noi dobbiamo arrivare all'obiettivo individuale, che chi marca la palla, oltre a mettere pressione con le mani, a mettere pressione anche con la voce alcune volte, dobbiamo essere in grado di tenere più palleggi, anche se poi, e faccio una parentesi, poi nelle serie senior diventa tutto più difficile tenere l'1 contro 1, cioè si lavora di meno, si lavora più sui close out, più sui pick and roll, si lavora più a 2, a 3, quindi sì, si fa l'1 contro 1, gli si danno le regole, però sei un po' più adulto e quindi un pochettino dovrebbe riuscire meglio. E questo è il primo esercizio. Il secondo esercizio, che è una conseguenza, sparsi per tutto il campo, si lavora a coppie, dove abbiamo un attaccante e un difensore davanti. Naturalmente l'attaccante è senza la palla, con il difensore che si siede in posizione, non si siede sulla sedia, e l'attaccante gli pone i polsi verso le sue mani. Quindi di conseguenza il difensore prende i polsi dell'attaccante e rimane in equilibrio. A questo punto cosa succede? Succede che l'attaccante fa un passo incrociato. Naturalmente i polsi sono alla distanza tale che io non posso essere battuto, cioè le braccia sono a una distanza che io non posso essere battuto, che tengo sempre l'1 contro 1, e quindi 1 e si recupera. E quindi ancora una volta noi ci troviamo davanti all'attaccante e in posizione difensiva corretta. Vorrei essere il più chiaro possibile, non è facile disegnarle, è più semplice vederle, è ovvio, però se c'è qualcosa che non torna,
o se c'è qualcuno che ha bisogno di una delucidazione maggiore, fatemelo sapere, perché così almeno io mi fermo, perché secondo me è chiaro, però poi può darsi anche che per altri non sia chiaro, giusto? Ok? No, perfetto, adesso per ora è chiaro. Ok, benissimo. Quindi si va avanti facendo delle partenze incrociate, senza la palla. E quindi questo, il giocatore, una volta l'attaccante, una volta va così, a destra, a sinistra, una volta va a destra, e naturalmente sempre si chiude e si chiude. E stiamo sempre davanti alla palla. I nostri occhi, il nostro naso deve essere dentro lo stomaco dell'attaccante. A questo punto inizia, perché se dovessimo fare tutti questi esercizi, anche i ragazzi poi oggettivamente si rompono, si stufano. Allora iniziamo a metterci il pallone, e il pallone si può fare lo stesso esercizio come questo. La variante è che l'attaccante con la palla, che ha la palla, fa sempre una partenza e questo scivola. Quindi partenza, stiamo davanti, muro, cambio, corro, muro, ok? E questo può essere 2 o 3 palleggi, non di più, non di più. Per poi arrivare a farlo su tutto il campo, ok? Il classico zig zag, dove chiudo, sempre davanti, arrivo e chiudo. Ecco, naturalmente qua è sempre a una velocità, non è al 100%, è abbastanza didattico, perché poi ci sarà, quando sarà agonistico, ci sarà la volta che l'attaccante prende un po' più velocità, dovremo correre per poi riposizionarsi davanti alla palla. Quindi ora questa è tutta situazione didattica, ma non voglio andare su tutto il campo. Non voglio andare su tutto il campo. Scusate, un attimino che c'è qualcosa che non riesco a... Ok. Ok. No, scusate un attimo. Bene. Naturalmente, dopo questi esercizi si inizia a mettere anche delle regole di squadra che dovremo portarci per tutto l'anno. Con le squadre che ho allenato io giovanili, le regole erano: sopra la linea del tiro libero, sulla palla facciamo muro, ok? Sotto la linea del tiro libero facciamo muro, ma siamo paralleli alla linea laterale, ok? Quando la palla era in angolo, eravamo diagonali cercando di fare muro e a buttare fuori, perché qua ci sono altre 2 linee che sono altri 2 difensori. Quindi da questa situazione si potevano fare esercizi e, scusatemi, l'ultima posizione in post basso è uguale. Quando il giocatore qua ha la palla, io qua provo a fare muro. Non gli dico mandala a destra o mandala a sinistra. Quando mette la palla per terra, cerco di spingerlo più in alto possibile. Non devo mai aprire il cancello verso il canestro. Ok? Quindi situazione, esercizio sui due canestri, poi tutti avranno un assistente, poi se uno ce n'ha 2 tanto meglio, ma comunque si lavorava sui 2 canestri e si metteva 1 contro 1 top, dove si chiedeva di tenere e di buttare fuori
dalla linea del tiro libero. E poi si metteva l'altro, si poteva mettere in angolo, così c'era anche un po' più di spazio tra le due coppie. Ok? E quindi anche questo, giocavano uno contro uno, al limite si metteva un palleggio, poi 2 palleggi da tenere, poi 3 palleggi, e si faceva 2 volte lo stesso attaccante, 2 volte lo stesso difensore, quindi ripetere per 2 volte il solito movimento. La seconda sessione era post basso per tutti, non solo per i lunghi, per tutti, e situazione di ala sotto il tiro libero, quindi una posizione differente. E anche qua uno contro uno, si ripeteva nell'altro canestro, quindi chi era in ala andava in ala, chi era in post rifaceva in post, e poi si cambiava la difesa. Si faceva attacco-difesa, si invertiva. La cosa importante, oltre al passo di scivolamento, sono le mani. Le mani non devono essere mai ferme, devono provare a cacciare la palla, tutte le volte. Perché noi cosa vogliamo? Siamo noi che dobbiamo attaccare l'attacco e non subirlo. Poi quando tu sei in attacco devi attaccare la difesa. Non ti devi far mettere le mani addosso. E di conseguenza, oltre al discorso del passo di scivolamento, era cacciare la palla. È ovvio che poi uno mi potrebbe chiedere, ma quando c'è il palleggio alto e quando c'è il palleggio basso? Chiaro, quando c'è il palleggio, qua si partiva statici, ma se si arrivava da metà campo è già diverso, quindi bisognava capire qual era. Se era un palleggio alto allora si aggrediva, se era un palleggio basso si stava un po' più a contenimento. Perché? Perché sapevamo che in quel momento lì poteva attaccare uno contro uno, poteva prendersi un tiro dal palleggio, però ci potevi essere, non dovevi stare dentro l'area, bastava mezzo passo indietro. E questa è una costruzione sull'uomo con la palla. Sicuramente quando è più statico è tutto più facile, no? È ovvio che su tutto il campo diventa più difficile, allora va allenato, come dicevamo prima, anche la corsa, perché poi quando prende velocità l'attaccante tu non puoi più scivolare. Abbiamo detto che tu devi cercare, far sì che lui non vada a fare un canestro facile. Anzi, noi vogliamo che il difensore sulla palla metta ansia, metta pressione, provochi un errore. E quindi si fa il famoso esercizio zig-zag, dove lo puoi fare fino a metà campo, si può fare tutto campo, si può fare metà campo didattico per meccanizzare il passo di scivolamento, la chiusura, il cambio, diciamo anche corsa e recupero, oppure scivolamento, e poi da qua giocare uno contro uno. Che naturalmente diciamo che queste sono regole che non ci portiamo come prima nella metà campo, ci portiamo solo il passo di scivolamento, la corsa, le braccia, le mani, che sono fondamentali, perché l'attaccante non deve mai vedere un passaggio facile. Allora anche le braccia in questi momenti sono fondamentali. Ecco, se ci sono domande io mi fermerei un minuto proprio per capire se è tutto a posto oppure
se c'è qualcosa che dobbiamo rivedere. Allora, momentaneamente domande dai nostri spettatori non ne sono arrivate, quindi posso pensare che sia tutto abbastanza chiaro, sto capendo anche io che insomma eh, vi se- non ho il patentino da allenatore, ma comunque un po' di pallacanestro la mastico sicuramente assieme a voi. Non so se Alberto voglia porti qualche domanda o una domanda intanto per... No, più che domande, mi piace quello che il coach ha espresso, nel senso che è partito dalla tecnica della difesa, che a mio parere, non so coach, lei cosa ne pensa, a mio parere è una cosa che viene un po' troppo trascurata, soprattutto nel settore giovanile, perché si pensa che la difesa sia componente fisica e componente mentale soprattutto. Invece, a mio parere, c'è bisogno che i ragazzi apprendano bene, in maniera corretta, la tecnica difensiva. Sì, Cosa sì, ne sono pensa? pienamente d'accordo perché comunque poi alla fine se tu fai un lavoro buono in difesa e credi insieme alla tua squadra, perché poi alla fine anche ai ragazzini gli piace vincere e allora da questo punto di vista noi abbiamo un vantaggio che insegnando oltre ad attaccare i fondamentali d'attacco e tutto quello che ci può essere, se noi lavoriamo forte anche in difesa diventiamo una squadra che poi in attacco ha anche un maggiore equilibrio, Chiaro? perché poi alla fine le cosiddette partite si vincono difendendo, alcuni dicono anche attaccando, però io dico va bene, partiamo dalla difesa, però siamo noi allenatori che dobbiamo enfatizzare il lavoro fatto. Siamo noi che dobbiamo dare un 5 a un giocatore se fa bene una cosa o un premio alla squadra se fa un'ottima difesa e c'è un recupero, un contropiede e un canestro. Questo è fondamentale. Dobbiamo essere noi a trasmettere a loro le motivazioni per cui difendere. Cioè, perché alcuni ce lo possono avere, alcuni sono un po' più indolenti oppure anche fisicamente possono arrivarci un po' dopo, però se c'è un tuffo, se c'è uno sfondamento, comunque è un premio per tutta la squadra. Allora anche chi ne ha meno voglia forse o chi è meno così pronto al sacrificio difensivo, può darsi che con uno sfondamento anche del compagno, da parte del compagno, gli dà un maggior spirito per farlo anche lui, per provare a prenderlo anche lui. Chiaro? A proposito, Ma posso prego, aggiungere un'altra cosa? prego. Allena lei lo sfondamento nei ragazzi? Come Ma si guarda, prende lo sfondamento con degli esercizi oppure... Ma guarda, abbiamo fatto anche un lavoro, ho fatto anche un lavoro sullo sfondamento. Ovvio che c'è la caduta è tutto abbastanza didattico, però non è al 100%. Poi, naturalmente, quando giocano, che è agonistico, allora ci sta un po' un po' più di aggressività e quindi dobbiamo essere pronti a saper cadere una volta che... Però sì, sì, l'ho fatto, ma molto semplice, uno contro uno didattico con il giocatore che finisce con la spalla sul petto del difensore. Ecco, ma niente di più e poi lasciarsi cadere e cercare di, con le mani e poi con le braccia, riuscire a tutire il colpo. Ecco. Quindi niente di eclatante, cioè, molto semplice. Molto semplice, però comunque un qualcosa che aiuti anche i ragazzi a capire come prenderlo e come cadere soprattutto. Chiaro, chiaro. Tra Prima l'altro, di... scusi, coach, è arrivata una Sì, domanda. Allora, sì, ci chiedono che, visto che avevamo parlato inizialmente di un lavoro per una categoria under 16 e 18, queste regole di cui lei parlava sono tenute sì. anche nei senior o qui si inserisce un discorso mirato sui giochi avversari? Ci chiedono. Ma io credo che per il discorso senior bisogna che la squadra abbia una,
una base solida difensiva con delle regole, che possono essere anche queste. Poi ovvio che lì entra anche il tatticismo, però diciamo che si può fare, certo si può fare, io non vedo, ma infatti certe regole, certe situazioni si possono portare anche nelle categorie senior, come queste secondo me sono fattibili perché poi in Serie A ricordiamoci che c'erano allenatori che dicevano preferiamo mandare sul centro, ma è una regola, e non mandare sul fondo. Qua si dice solo di fare muro, quindi tenere 1, 2, 3 palleggi, provare a tenere, perché non è semplicissimo, perché poi alcune volte nell'1 contro 1 dei giovani al primo palleggio il difetto maggiore dei ragazzi è quello di alzarsi sulle gambe e quindi essere battuti, ma dipende anche dalla struttura fisica. Poi ovvio che noi dobbiamo battere sulla tecnica e allora fai proprio esercizi didattici come questi. Però io sì, le riporto anche nelle categorie senior. Perfetto, grazie. Ok, bene. Prima di parlare dell'1 contro 1 senza la palla, mi preme dire che un difensore è ancora più bravo se è pronto con gli occhi. Io li chiamo occhi vivi perché il difensore deve avere sempre gli occhi da tutte le parti. Quando si difende devi essere sempre pronto a capire dove è la palla, a capire dove è l'uomo, a vedere, a osservare se si può anticipare un passaggio, a osservare se si deve chiudere dal lato debole un backdoor. Cioè, quindi non è solo... E questi si allenano, ma ci deve essere vivacità da parte del giocatore. Ci devono essere, come abbiamo detto prima, le braccia e le mani, ci deve essere la voce, che è un altro obiettivo che ci dobbiamo prefissare quando alleniamo, perché come la stragrande maggioranza delle squadre poi parla poco, cioè non parla tantissimo, invece dovremmo essere molto, molto più presi da questa cosa. Invece mi riallaccio al discorso della vivacità degli occhi, delle mani, che si può anche lavorare sull'anticipazione, sull'attacco. E mi spiego. Possiamo fare degli esercizi dove il difensore deve capire dove può andare la palla e se può toccarla, se ci sono l'attaccante che ha la palla in mano, che è il passatore, che fa delle finte, deve capire che deve stare sempre attento a come si muove la palla, deve tracciare la palla con gli occhi. È come quando 1 contro 1 che è vicino alla palla deve tracciarla con le mani, deve sporcarla, deve toccarla, deve togliere le linee di passaggio. Quando è in anticipo, comunque deve essere in grado di captare se il passaggio può arrivare sulla mano interna, sulla mano esterna, provare a toccarlo, e quindi un esercizio sull'anticipazione è questo qua. Abbiamo il difensore con la palla in mano, l'appoggio, 2 attaccanti. Allora, questo è il pallone, lui passa la palla e i 2 attaccanti salgono sugli spigoli e lui sprinta e si mette nel mezzo. Ok, quindi abbiamo questa situazione. Appoggio con la palla, attacco, difensore. L'attaccante, l'appoggio, la palla la può mettere a destra o a sinistra, dove vuole, la può tenere sul centro e poi spostarla, e quando la sposta, che poi la passerà,
il difensore deve essere in grado di andare a rubare. Quindi qui posizione e braccia, posizione giù sulle gambe, piedi in movimento e braccia aperte in modo da poter toccare in guardia aperta, oppure anche un passo e toccare con la guardia chiusa. Però è sempre più facile in questo modo. La cosa importante che noi vogliamo è che questo giocatore abbia gli occhi vivi, abbia l'attenzione su questo giocatore che ha la palla, perché poi un esercizio l'esercizio successivo è con la variante, che questo può usare una finta, portarla di qua e passarla, e quindi dovrà usare piccoli passi, tornare a andare e toccare. Quindi l'anticipare l'attacco è una situazione vincente, e proprio da questo punto di vista, da questo esercizio, quando si lavora sull'1 contro 1 senza la palla, che adesso parliamo di un 1 contro 1 senza la palla, ma vicino alla palla, e poi lo vediamo lontano la palla, quindi sono altri due aspetti, ma anche qui possiamo fare degli esercizi senza attaccante, dove la difesa, che è davanti a un appoggio, abbiamo due appoggi, questo ha la palla e questo è il difensore, quindi abbiamo creato la situazione di prima. Cosa succede cosa vogliamo come regola? Noi vogliamo che mentre la palla vola, e noi non dobbiamo mai essere in ritardo, noi andiamo a fare un salto sulla linea di passaggio. Perché? Primo, perché il nostro obiettivo è non far ricevere nuovamente la palla a quello che l'ha passata, perché se noi una volta che dà via la palla ci rilassiamo, la palla torna e prendiamo canestro da 3 punti, oppure la palla non torna, rimane nel mezzo, questo ci taglia davanti e prendiamo un layup. Secondo, l'obiettivo vero di questo, oltre al salto alla palla, è il successivo, che noi vogliamo essere aggressivi. Come siamo aggressivi sulla palla? Noi dobbiamo essere aggressivi anche a un passaggio dalla palla. Vogliamo che l'attacco venga a prendere la palla a metà campo. Allora, qua abbiamo vinto. Qua abbiamo allontanato l'attacco dal canestro. Non vogliamo mai che riceva sui 3 punti in maniera facile o che riceva in taglio. Noi al limite diciamo al nostro giocatore: preferiamo prendere un backdoor, ma tanto abbiamo dietro, ci sono gli aiuti, ci saranno. E l'esercizio importante è quello senza, come vi ho detto prima, solo con appoggi e il difensore, che quando vola la palla anticipiamo, andiamo su ogni passaggio e andiamo a colpire un birillo, mettiamo qua un birillo e dopo ne mettiamo uno sotto canestro e facciamo sì che questo giocatore fa anticipo, tocco, giro la testa e gli occhi e sprinto fin sotto canestro. E questo è un lavoro per marcare anche un backdoor. Quindi tocco, giro la testa, il bacino, gli occhi subito, perché devono vedere la palla, subito gli occhi devono vedere la palla, e il braccio mentre corro verso canestro che sto difendendo sul backdoor, il braccio interno deve stare sulla linea di passaggio, anche un po' più bassa e non all'altezza della spalla,
anche per un passaggio battuta a terra. Questo è un esercizio fondamentale che ci permette di migliorare la visione e il capire che se io lo spingo in backdoor ci può essere un passaggio battuta a terra, e allora quando cambio senso per andare in backdoor giro subito con gli occhi, io guardo l'angolo opposto. Quando io sono in questa posizione e corro, la mia testa è girata verso la linea di fondo e io devo vedere questa linea, vedo la palla, vedo l'attaccante e vedo partire un eventuale passaggio. E questo è 1 contro 0, perché ci sono due appoggi, ma si possono mettere anche dei birilli. Si possono mettere anche dei birilli. Semplicissimo. Senza la palla. Birillo, birillo, ok? Giocatore già sulla linea di passaggio. Backdoor. Occhi vivi, giro la testa, bacino, ruoto il bacino e sprinto a canestro. Il secondo esercizio può essere fatto in questa situazione. Allora, abbiamo un giocatore qua, un giocatore qua, attacco e difesa, ok? Ci spostiamo in palleggio, che non deve essere a 100 all'ora, deve essere didattico, cioè dobbiamo far lavorare il giocatore che è in difesa sullo scivolamento. E facciamo aprire uno sul top e uno in angolo. E abbiamo questa situazione. Attacco, attacco con la palla, attacco senza e attacco difesa, ok? Adesso questo attaccante decide dove passare. Può passare sul top e tagliare, può passare in angolo e tagliare. Qui si lavora come abbiamo fatto prima. Se la palla viene qua, anticipo, sul backdoor stringiamo la corsa fin sotto canestro. Ma qua non gli daremo mai il contatto all'attaccante. Mai. Però stringiamo per togliere il passaggio backdoor. Oppure la palla va in angolo a questo giocatore, salto alla palla, questo taglia e qua lo stringiamo, sprintiamo, occhi sulla palla, mano sul passaggio battuto a terra, fino qua sotto noi dobbiamo togliere il possibile passaggio per un layup. Quindi sono regole che stiamo mettendo per l'1 contro 1 senza la palla. In più c'è anche quando la palla va in post basso. Sempre il solito esercizio. La variante è la posizione di uno dei due giocatori. Naturalmente questi esercizi sono bilaterali. Si può andare a destra e si può andare a sinistra, dove volete. Quindi questa volta andiamo su questo lato, ok? Questo difende, questo gioca la posizione e questo sale la lunetta. Ok? E siamo il giocatore in post basso, l'attaccante con la palla, la difesa e questo. Adesso la palla la vogliamo passare al post basso. E qua è la stessa regola. Poi qua si può decidere di fare un'altra cosa quando siamo senior
o per una squadra senior o per una squadra under 20 che fa un po' di tatticismo. Ma la mia regola è salto la palla e lavorare sul backdoor, ok? Per non fargli fare questo passaggio dentro. Devo rompere questo passaggio. Mentre una squadra senior, e questa è anche una mia idea, nel senso che l'ho utilizzata, quando la palla va dentro, io posso anche decidere di negare il taglio. Ok? Negare il taglio significa che questo viene a giocare dietro la palla e io continuo. Non gli voglio dare la possibilità di giocare dentro l'area. Tutto quello che vedete però è sempre in guardia chiusa. È sempre in guardia chiusa, perché poi ci sono anche difese che possono essere in guardia aperta, okay? Che è diverso. Però non è il mio caso. Io preferisco, e me lo sono sempre detto, preferisco sempre avere una squadra intensa, aggressiva, che sporca le linee di passaggio, che recupera palloni, che concede meno, che non concede passaggi o cambi di lato. Io preferisco piuttosto prendere un backdoor che far muovere la palla o prendere dei tiri a 3 punti. Abbiamo qualche domanda? Aspetti che guardiamo subito. No, non sono arrivate altre domande, quindi mi sembra che sia molto chiaro per chi ci sta seguendo fino adesso. Non so se Alberto ha qualche No, tutto a curiosità. posto. Tutto ok. Ok, allora come Benissimo. coach, come timing noi ci diamo solitamente 10, 5, 10 e 10 per poi lasciare eventuali spazio per le domande se per lei può andare bene. Benissimo, Ok. benissimo. Ok, bene, bene. Ci dovremo essere. Ci dovremo essere. Allora, chiaro che possiamo fare un ulteriore esercizio di questo tipo, dove abbiamo qua la palla ma senza difensore, un attaccante e questo difensore lo mettiamo qua. Questo si sposta in palleggio, questo sale, il difensore naturalmente corre sulla linea di passaggio per provare a rubare o per alzare la ricezione della palla e questo esce in ala. A questo punto, se il pallone va sul top, abbiamo 1, 2 e 3. Se vogliamo ribaltare la palla, quindi circolazione, ribaltamento, abbiamo salto alla palla. Questo gioca il backdoor e io devo stare insieme. Ok? Vogliamo anche ancora giocare lontano dalla palla, quindi questo viene e siamo messi, la difesa gioca lontano dalla palla, quindi era sotto canestro, esce fuori in ala e il difensore con la palla qua, abbiamo i due giocatori appoggio senza difesa e il difensore è sulla linea canestro-canestro nel mezzo dell'area, sulla linea però di passaggio, sulla linea immaginaria di passaggio. Non vogliamo né stare giù e né stare troppo sopra. Stiamo sulla linea. Da qui possiamo giocare con dei tagli dal lato debole e quindi ci permette di lavorare
questo si può tirar via, di nuovo anticipare, se taglia dietro, usare un perno per cambiare guardia e anticipare, ok? E questo è il lavoro sui tagli dal lato debole, ma possiamo anche lavorare sugli aiuti dal lato debole. E quindi si fa una bella penetrazione, questo va a chiudere e sullo scarico o centrale e poi ribaltamento recupererà velocemente e dovrà contestare un tiro e tenere 2 palleggi, e questo si chiama close out, ok? E adesso ci mettiamo dentro un po' di esercizietti sul close out, che è fondamentale, perché oggi è la difesa più difficile da fare. In tutte le categorie è sempre più difficile, è sempre l'esercizio più difficile. Il close out. Come possiamo lavorare sul close out? Possiamo lavorare su questo mettendo 2 coni, mettendo le file sotto canestro, ok? E poi corsa, arrivare e contestare. Ma detta così è troppo semplice. Io sprinto sul cono, gli ultimi passi vado giù con le gambe e l'ampiezza dei passi diventa più piccola, diventa più breve, in modo da poter reagire poi a un eventuale 1 contro 1 dell'attaccante con palla. Inoltre, quando arrivo, devo avere il braccio di tiro, il braccio sulla palla per contestare un tiro. Adesso c'è un'ulteriore situazione da verificare. È ovvio che qua ci sono i coni, noi possiamo fare così e possiamo farlo anche 2 volte. Quindi vado, scivolo, vado, close out, scivolo. Quindi lo possiamo fare più volte. Qua tengo 2 palleggi, recupero ancora per allenare il close out, tengo 2 palleggi. Solo con gli ostacoli, solo con virilli. È ovvio che poi ci dobbiamo mettere la difesa e anche qui possiamo fare prima didattico e poi agonistico. Mettiamo l'attaccante, difensore con la palla, gliela passiamo e corriamo. Dove corriamo? Corriamo verso la spalla della ricezione della palla. Se lui l'ha ricevuta qua, io faccio questa traiettoria in modo che poi so che anticipo con la testa il suo movimento. So che sul centro non potrà mai andare perché sarò così, e allora mi verrà più facile poi tenere anche 2 palleggi verso la linea di fondo. È chiaro che se è sopra il tiro libero, il recupero sarà sempre sulla spalla della ricezione, ma sarà muro così. Se sarà sotto il tiro libero, sarà questo, ok? Se sarà in angolo, sarà questo. Ma la chiave sono lo sprint, gli ultimi passi devono essere più brevi, puntare quando corro, puntare la spalla della ricezione e arrivarci sopra con il braccio e anche col corpo, e poi tenere 2 palleggi. Cosa fondamentale, quando si lavora sul close out, quando l'attaccante riceve la palla e io arrivo
e sono così, quando la mette per terra, le mie braccia si devono aprire completamente, in modo che anche l'arbitro possa vedere che non sto facendo fallo e non sto tenendo e non mi sto aiutando con le mani. Quindi contesto, lui parte, apro le braccia e espongo il petto alla sua spalla. E anche qui è la testa del giocatore che fa la differenza. Non è solo la tecnica, ma è la testa, gli occhi, perché io mentre recupero devo vedere lui dove ha la palla, dove tiene la palla, in modo che io gli possa dare al limite anche solo una possibilità, ma io la posso ottenere quella possibilità. Domande? Allora, vediamo un attimo. No, non ancora. Sembra che Benissimo. stia trovando massima. Ok. No, posso fare una considerazione, coach. Sì. Mi piace come insiste molto sulla capacità di anticipazione, sia per quanto riguarda l'uno contro uno con palla che anche adesso sui close out. Quindi lei, diciamo, quando lavora insiste molto su questo concetto. Sì, moltissimo. È ovvio che sicuramente è un po' più difficile con gli adulti perché hanno già una struttura, un vissuto di un po' che forse andare a toccare certe cose diventa più difficile. Mentre per quanto riguarda i giovani ce li porti per mano partendo da molto più tempo di lavoro, da dietro, dalle varie categorie prima, no? Un ultimo esercizio sul cross out che vi voglio far vedere, che serve sempre, è il difensore qua e l'attaccante dietro. Questo giocatore con la palla in mano, anzi, il difensore passa la palla, questo esce in ala, che poi può essere sotto o sopra, e lì deve vedere il difensore dove sta recuperando, perché la nostra regola dice sopra il tiro libero è muro, è fra palla e canestro, sotto è perpendicolare o parallelo alla linea laterale, quindi sono due posizioni diverse. L'appoggio fa rotolare la palla sul lato di sinistra del braccio sinistro dell'attaccante, scivola, lo prende, a questo punto lo ripassa all'appoggio, il pallone, che a sua volta lo ribalta. Una volta che lo sta passando, questo deve andare a recuperare. E questo è anche un lavoro ottimo per l'attacco, perché l'attacco decide se io ho i piedi per terra e ho un vantaggio tiro, se no devo leggere come recupera il difensore. Quindi anche questa situazione puoi lavorare per entrambi i casi. Bene. Ritorniamo un attimo indietro. Abbiamo lavorato sul posizionamento che è una cosa importante, e sul guardia chiusa, guardia aperta, vicino, lontano dalla palla. E si deve lavorare soprattutto un percorso. Adesso io ti sto facendo un percorso, anche un lavoro sui tagli, perché anche qui noi dobbiamo essere attenti quando ci sono squadre che giocano veramente senza la palla, che sono bravissime a muoversi, oppure dopo un passaggio a lavorare coi tagli. E un esercizio è molto semplice con l'appoggio sotto canestro. Lavoriamo attacco difesa,
attacco difesa a 3, può essere così con la punta che la passa dentro. Siamo tutti fermi, non ci stiamo muovendo, ok? La può ripassare a questo giocatore? Benissimo. Allora, adesso siamo... E qua, intanto, siamo in questa posizione. A questo punto, la posizione di questo giocatore è un salto alla palla. Backdoor. Ci lavoro, sto insieme. Qua siamo sul lato debole. Qua ci può essere anche una collaborazione alcune volte, che una squadra può vedere più avanti. Collaborazione, se io faccio un salto alla palla, questo taglio io lo posso colpire, mentre questo sale, io salgo, lo colpisco e recupero. E questa è una collaborazione. Sul giocatore senza la palla. E qua è tutto, se questo che è salito, questo che esce, questo può passarla qua e giocare sui tagli, tanto questo è andato su questo lato e quindi anche qua salto alla palla e togliere il backdoor. E si lavora sui tagli, oppure 3 contro 3 con un appoggio, metti l'appoggio in angolo, la palla parte qua, così, abbiamo questo giocatore, la difesa, abbiamo questo giocatore, la difesa. Passaggio, naturalmente, salto la palla, taglio e vado via. Questo qua, la palla è qua, dovrà usare un bump, rompere questo taglio e si va a posizionare in post basso e questo può salire e poi si gioca 3 contro 3. La palla riesce fuori, va dentro, quando va dentro come quello che abbiamo detto, ok? Ultima cosa per quanto riguarda la difesa in post basso, che all'inizio non vi ho detto solo che quando la palla va dentro noi facciamo un muro, ok? Difendiamo 1 contro 1, non vogliamo mai dare un lato piuttosto che un altro, a meno che non facciamo una difesa tattica dove sappiamo che il giocatore che è in post basso che gioca è bravissimo con la mano destra, allora dobbiamo chiuderla e spingerla a sinistra. Allora, ma lì è un'altra cosa. Se la palla è sopra la linea del tiro libero, qua ce l'ha, ok? Sopra la linea del tiro libero. Qua c'è il difensore, noi qua siamo in anticipo e vogliamo, anticipo di 3/4, e vogliamo con il petto spingere il giocatore fuori posizione, farlo ricevere in una posizione non consona, non sua, dove poi deve usare dei palleggi per andare in avvicinamento a canestro. Se invece la palla è sotto il tiro libero, le nostre famose regole, qua noi vogliamo andare davanti e quindi faremo un lavoro sul post basso dove avremo 3 appoggi, una palla è sopra, quindi scusate, la palla è qua, la palla è qua, no qua, ok? Quindi quando la palla è centrale, qua siamo sulla linea di passaggio. Quando la palla vola, se è sotto la linea del tiro libero, dobbiamo andare davanti e stare, spingerlo, sedersi contro di lui. Poi alcune volte si può andare anche faccia a faccia. Per me non è un problema. Tu tieni le braccia alte, lo spingi verso il canestro, il passaggio diventa sempre più difficile, perché quando la palla
è sotto il tiro libero, qua abbiamo l'aiuto. Se la palla finisce in angolo, allora andiamo a anticipare da sotto. Quindi, come vedete, io mi porto sempre tutte le mie regolette dietro per qualsiasi situazione. Domande? Sì, ce n'è una che arriva da Giuseppe e le chiede quanto quanto importanti in questo caso sono i giocatori sul lato debole diciamo, in questa struttura. Allora, quando è nello specifico, quando la palla è in post basso oppure quando la palla è sul lato a prescindere, cioè che non è che per forza sia dentro l'area, ma può essere anche qua. I giocatori sul lato debole sono sempre importanti, perché più riempiamo l'area e più togliamo speranze di fare un canestro facile all'attacco. Io voglio che si congestioni la difesa, che si congestioni l'area, perché diamo la possibilità, anzi non diamo la possibilità all'attacco di fare determinate cose. Infatti il problema vero che hanno le squadre senior, soprattutto con i giocatori americani, che hanno delle difficoltà a stare un po' dentro l'area, poi a ricopiarsi. Invece noi qua vogliamo che si stia tutti dentro l'area dal lato debole, ma va benissimo. Poi ovvio che su una circolazione di palla dobbiamo recuperare, dobbiamo essere assatanati per andare a recuperare e provare a sporcare le linee di passaggio. Ecco, un'altra domanda arriva da Giorgio che ci chiede se per coprire il backdoor si sprinta verso il canestro guardando la palla, non si perde di vista l'attaccante? Allora, io all'inizio, quando tu giri a testa, hai mezzo secondo per vedere la palla, ma se tu quando taglia, tu guardi con gli occhi, guardi l'angolo opposto, tu vedi sia l'uomo che la palla. Quindi bisogna guardare sempre dal lato opposto, l'angolo opposto. È come se il backdoor fosse centrale e guardare solo qua dentro. Devi guardare il cuore. Allora vedi la palla e vedi l'uomo. Non guardi solo la palla. Giustamente è corretto quello che dici. Si perde di vista l'uomo se tu guardi solo la palla, però nel momento che ti giri, tu hai un mezzo secondo che anche un po' distinto guardi la palla, ma poi devi riguardare, devi riproiettarti nel guardare l'angolo. Quello che dicevo prima sull'anticipazione, c'è un esercizio che è importante perché poi alla fine si gioca 5 contro 5, quindi voglio dire, non sei da solo, ma un esercizio per lavorare su queste situazioni è un 3 contro 3 con, diciamo, questo è quello con la palla e questo è l'appoggio senza. Qua abbiamo un giocatore che è in anticipo e che al fischio dell'appoggio con la palla, questo tocca da un 5 all'altro appoggio e questo taglia in backdoor. Il giocatore che è in guardia chiusa sulla linea di passaggio, anche se a distanza di 2 passaggi, però è sulla linea di passaggio, appena sente il fischio, e questo è qua, e vede, perché
se lui guarda l'angolo della metà campo, questi due guardando l'angolo della metà campo vedono la palla che parte in backdoor. E qua è anticipazione, andare a chiudere e ruotare. È quello che io dico, tenere gli occhi vivi, perché questo è fondamentale, perché questo ti dà la capacità di anticipare un canestro, di non subire un canestro in backdoor. Ultimo esercizio che si lavora a 4 e qua si può a 1000 varianti questo. Mettiamo la palla qua, 4, difensore, 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 appoggio. La palla circola. Quando l'appoggio fischia, la palla va dentro, il passaggio va dentro. Tutti e 4 difensori toccano la palla e devono recuperare sui propri avversari mentre la palla torna fuori. Quindi abbiamo questo qua, abbiamo questo X, questo e quest'altro difensore. Hanno toccato, la palla torna qua, recuperiamo e questo starà sul lato debole. Ma cosa vogliamo? Qua ad esempio possiamo recuperare e dire attacchiamo appena abbiamo la palla e quindi lavoriamo sul close out. Possiamo recuperare e questo giocatore la passa e allora dobbiamo giocare, difendere il dai e vai. Quindi dobbiamo sempre capire, è fondamentale capire quello che succede in campo, anche in difesa. Se noi prendiamo un vantaggio in difesa sull'attacco, dobbiamo cercare di mantenerlo per poi andare a concretizzarlo in contropiede, da un rimbalzo, da una palla recuperata. Non faccio il 5 contro 5 perché poi comunque 5 contro 5 dovresti lavorare su tutte le rotazioni. Ecco, io un esercizio sulle rotazioni che vi posso far vedere, che è molto banale, è questo giocatore con la palla in mano, qua abbiamo difesa e qua abbiamo attacco e difesa, questo che penetra fin sotto canestro, questo che la nostra regola è chiudere pari al canestro e questo che ruota verso la linea di fondo. Quando la palla riesce, se uscirà in angolo, andrà e contesterà tiro e close out. Se la palla andrà in ala, ritornerà, contesterà il tiro e l'1 contro 1. Questa è una parte di rotazione, ma poi se si può costruire mettendo un altro giocatore qua e quindi a 4 con difensore, difensore, difensore che si fa battere e poi arrivare a 5 sviluppando tutte le varie casistiche. Io ho terminato tutto il discorso di costruzione con delle regole chiare. Poi vi dico anche che su certe situazioni con gli adulti io lavoro anche diversamente, perché voglio dire, se la palla è qua e è sotto la linea del tiro libero, allora fino a che un pick and roll viene dal basso, allora io posso fare fondo e qua sto già lavorando sulle mie regole, ad esempio su un pick and roll. Ma se la palla è sotto il tiro libero
e io sono così e il pick and roll viene dall'alto, qua non è così semplice fare fondo. Certo, si può fare, si deve allenare però. Allora preferisco in un primo momento dire va bene, questi tipi di pick and roll noi li spingiamo e conteniamo, li spingiamo e passiamo insieme. Non so se sono stato chiaro, è una variante della regola, quindi che però è un discorso senior, è un po' di tatticismo. Allora io tolgo la lavagnetta, eccomi qua. Eccola, allora così ci vediamo anche tutti. Allora, momentaneamente, aspetti che vedo se sì, momentaneamente vediamo se ci sono altre domande. Noi intanto nel frattempo ricordiamo a tutti coloro che ci stanno seguendo che se avete domande sulla lezione che avete appena ascoltato di coach Massimiliano Aldoini, è questo il momento utile per farle, perché insomma abbiamo lo spazio per le vostre domande. Intanto che eventualmente vediamo se arriva qualche domanda. Alberto, hai una curiosità per il nostro coach? No, un piccolo chiarimento, coach. Sì. Volevo chiederle. Lei allora queste regole le usa sia per il settore giovanile che per le squadre senior, però Sì. quando tratta più nello specifico delle tematiche va sui casi particolari, diciamo, allora mette delle varianti. Però in linea di Sì, massima usa questi principi. sì, uso queste. Ok, Poi, ovvio che posso fare anche, naturalmente, con il bagaglio tecnico che hanno un po' più ampio come esperienza, posso allora andare a lavorare su altri tipi di difese, nel senso che sui blocchi flare mi piace sempre negare, mettere il corpo, buttare dentro, quindi e su tutti i blocchi io provo sempre a negare, poi un blocco flare, alcune volte anche su un blocco a scendere, su un blocco verticale a scendere per un'uscita, io dico 2 tipi di difesa, poi ci lavoriamo, però ci sono dei momenti che dico tatticamente neghiamo su tutti i blocchi. certo. E significa mettere il corpo proprio, il negare significa mettere il corpo. Quindi condizionare sempre l'attacco. Condizionare l'attacco. Ok. Sempre. Non fare strade brevi, ma quando significa negare, stare insieme sempre. Non che all'ultimo poi si taglia. No, Quindi certo. vedi, cioè sono situazioni dove tu ti porti dietro che le fai di base, poi qualcosa puoi variare. Ad esempio prima il discorso del pick and roll, è chiaro che è più difficile fare fondo su un pick and roll che viene dall'alto che piuttosto che dal basso, soprattutto quando poi sei sotto la linea del tiro libero e decidi di fare quella regola lì. Se invece non hai regole e dici di fare muro, allora lo mandi sempre su, ecco. Sì, Cioè, mantieni non hai problemi, contieni e basta, oppure esci aggressivo. Tanto alla fine le difese sul contenimento sul fondo, il lungo più o meno fa la solita cosa, è la guardia che cambia la posizione. Chiaro. Bene, allora, coach, non ci sono altre domande che ci arrivano dai nostri spettatori, che comunque sono stati numerosi anche questa sera, e io intanto approfitto per ringraziarla insomma, Altrettanto. per questa bella lezione, e ricordiamo naturalmente che si può trovare appena finita, anche subito dopo, sulla nostra pagina Facebook da domani mattina sul sito Palla 2. Prima di lasciare ad Alberto anche l'annuncio del prossimo relatore di Monday Basket, che per la prossima settimana, io vi ricordo che gli appuntamenti di FIP Veneto non si fermano qui per questa settimana, questa prima settimana di giugno, perché dopodomani, quindi domani giornata di festa, vi lasciamo tutti tranquilli, però mercoledì ci facciamo trovare pronti con un'altra bella, una grande opportunità, perché
grazie a Roberto Chiari, ex arbitro internazionale, oggi insomma arbitro FIBA, commissioner FIBA, andremo a affrontare un po' il tema del regolamento. La trasmissione l'abbiamo chiamata regolamento questo sconosciuto, perché grazie a Roberto Chiari andremo a approfondire alcune tematiche che spesso, diciamo così, i luoghi comuni tramutano nelle partite in Mm. proteste, in campo e fuori. Quindi cercheremo di capire come è cambiato il regolamento della pallacanestro, dal passo a zero al fallo antisportivo, insomma un po' di cose. Potrebbe esserci una sorpresa, non lo sappiamo, perché dovevamo avere anche un ospite, ma chiaramente sono giorni delicati, diciamo così, perché c'è il mercato di mezzo, quindi anche gli ospiti, i giocatori, diciamo di una certa levatura, devono stare attenti a fare delle ospitate, anche se noi manteniamo il massimo riservo. Però è un appuntamento importante per tutti, quindi vi diamo questo consiglio, insomma, visto che insomma è anche un piacere avere un altro ospite, come abbiamo avuto questa sera con Massimiliano Oldoini, avere Roberto Chiari con noi, che ci terrà quella che non è una lezione vera e propria, ma sarà proprio un ripasso, anche un modo di confrontarsi sul regolamento e per avere anche delle spiegazioni su qualcosa che non abbiamo capito, che è spesso e volentieri molto. Non so, lei coach, ogni tanto, se magari c'è ancora qualcosa del regolamento che magari un arbitro le dice una cosa, una l'altra, non si capisce cosa spesso sta succedendo. Sì, beh, ci sta, ci sta. Ecco, quindi che poi nessuno lo vuole mai vedere la grandettino, e quindi Eh, Vero. Alberto, allora, Mm. dopo Coach Sacripante e Coach Oldoini, il lunedì prossimo avremo un altro appuntamento importante con un altro aspetto fondamentale del lavoro di staff. Esatto, Matteo. Lunedì prossimo avremo ospite il coach Michele Dall'Ora che ci spiegherà come lui prepara le partite tramite analisi video. Quindi un argomento non spesso trattato, secondo me sarà un argomento molto interessante, appunto, per vedere diverse sfaccettature, non solo la parte tecnica, ma anche la parte di videoanalisi, che comunque è una componente importante della pallacanestro. Mi associo ai ringraziamenti di Matteo a Coach Doini per le lezioni di stasera, lezione molto molto interessante, e Grazie. ringrazio anche il CNA di Vicenza che ci ha aiutato nel contattare, nell'avere Oldoini coach stasera come ospite. Grazie, grazie a voi. Che però noi non lasciamo, perché è arrivata giusto ora una domanda, e questo è il bello dei social, perché sono Va bene. proprio, siamo, e ci chiede Daniele, anzi le chiede Daniele: giocare in post basso davanti, non si corre il rischio di lob? Nel caso di aiuto dal lato debole per un under 16, non si rischia un passaggio sul lato opposto vicino a canestro, difficilmente recuperabile con rotazione della guardia, per ragazzi che sono definiti ancora crudi? Beh, ma no, perché secondo me si va per step, quindi quando si lavora così poi si mette in preventivo, che ci saranno anche perché voglio dire, le partite non finiscono 0-0, quindi ovvio che quando chi marca la palla dovrà essere ancora più aggressivo per evitare di fare un passaggio dentro, di vedere un facile passaggio dentro, e comunque chi marca, chi difende l'attaccante in post basso dovrà spingerlo anche se davanti, ma dovrà cercarlo di buttare fuori posizione, e tutti gli altri saranno aperti verso la palla, in modo, come abbiamo detto prima, da congestionare l'attacco, da far vedere all'attacco che la difesa, l'area è piena. Perfetto, coach, grazie mille. Adesso non ci Grazie a sono voi. altre domande dell'ultimo minuto. Veramente grazie, buon lavoro, Grazie a buona voi. estate, perché Grazie naturalmente sarà altrettanto. un'estate molto impegnativa per tutti voi, specialmente insomma dopo una stagione che speriamo purtroppo di vedervi ritornare presto in campo, e quindi Ce sarà lo un'estate un po' auguriamo. particolare. Grazie mille coach per la sua Grazie a disponibilità e per la voi. bella lezione. Grazie ad Grazie. Alberto per essere stato con noi. Quindi vi ricordo Grazie. l'appuntamento mercoledì con il regolamento questo sconosciuto, assieme a Roberto Chiari, e poi lunedì prossimo invece la terza puntata di Monday Basket. Buon lunedì e buona settimana a tutti da FIP Veneto. Grazie a tutti. Buona serata. Buona serata.